Un'ulteriore denuncia arriva dal Codacons di Agrigento. Questa volta viene preso di mira il pronto soccorso di Agrigento attraverso un videodenuncia girato dagli stessi componenti che raccontano le carenze di una struttura che invece dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città, dove ci si arriva a un immediato riscontro alle sue problematiche di salute, ma la situazione non è così. Il video di Giuseppe Di Rosa fa testimonianza di come la situazione sia drammatica e precaria. Il video e le immagini da sole dimostrano quanto sia eloquente e visibile la carenza della struttura agrigentina. Se parlano così, anche mi sono non mamma che ti dio grande, io mi cercavo di fermare, io mi cercavo di fermare, io mi cercavo ancora la battaglione, torniamo cambio turno, ancora la battaglione. No, mia figlia a Venezia l'hanno buttata e qua di Agrigento. Dice che tutti questi ragazzi vanno a lavorare invece e date aiuto alla sanità. E lavora a Venezia. Assistata così, e io l'ho vista stamattina, dalle 6, in una struttura. Ciao. Non è giusto, già si già entra, ti faccio vedere perché c'è. Fallo tu con il telefonino e me lo passi. Perché sai chi c'è? Fallo col telefonino e me lo passi. Fallo col telefonino e me lo passi. Guardi, Capito Patri? Non posso entrare, non posso. Hai capito Patri? Così il telefonino mettilo. guardi, poco fa sono entrata nel bagno. Io ho portato da casa la carta igienica e il disinfettante, viene lo spizzo, ma se resti non lo fa male. E gli ho messo la cosa nel gabinetto. Di carta igienica. Il bagno senza Allora, carta igienica, le pozzolettine tutte a terra. Mi ascolti. Uno schifo preciso. Sì. Allora, questo non ho per fare. Sì. Lo scempio che c'è. Ma così vediamo. Mia figlia a Venezia l'hanno buttata qua di Agrigento. Dice che tutti questi ragazzi vanno a lavorare invece e date aiuto alla sanità.